L'Italia è ancora, in questo periodo di crisi, un'eccellenza nel design e nell'architettura? Ma nel campo del design forse è ancora un'eccellenza, nel campo dell'architettura direi di no. Diciamo che ci sono poche archistar, praticamente soltanto Renzo Piano, e l'Italia fa molta fatica anche perché negli ultimi decenni le grandi opere che hanno caratterizzato l'architettura di tutto il mondo in Italia non ci sono state, non sono state realizzate. E quando sono state realizzate dagli specialisti, cioè da stranieri chiamati ad hoc. Questo fa sì che oggi la cultura architettonica italiana è in un secondo piano, anche se secondo me è molto ricca di sostanza, perché ha riflettuto soprattutto sull'entità città, sulla genesi della città, sulla sua storia, e negli anni 70-80 diciamo un po' tutto il mondo ascoltava quello che l'Italia produceva in campo culturale. Oggi questo non avviene più, non c'è dubbio. Io mi auguro che la crisi invece possa condurre a riscoprire un po' quali sono i meriti della cultura architettonica italiana, perché meriti indubbiamente ne ha, proprio per aver riflettuto sulla città, non tanto invece sui monumenti che sono nati in questi ultimi decenni, che sono certamente opere di grande qualità architettonica molto spesso, ma raramente risolvono i problemi di cui soffre la città. Quindi i mali della città sono mali profondi, costitutivi, e quindi richiedono un'analisi, uno studio approfondito, che è proprio quello che la cultura italiana aveva fatto a partire dagli anni 60. Un consiglio a un giovane architetto laureato che si approccia al mondo del lavoro in questo periodo di crisi? Ma cioè di considerare la crisi non soltanto come un'esigenza di approfondire, di conoscere le sue ragioni, ma anche come un'occasione per cambiare mentalità, per adeguare la mentalità dello spreco, che è caratteristica di molta architettura degli ultimi decenni, a invece una visione non economica ma spirituale dell'architettura, in cui la ricchezza consiste in ciò che l'architettura può dare alla società, che è moltissimo. Noi sappiamo che Le Corbusier diceva che si combatte la guerra con l'architettura, costruendo delle case si evita di costruire dei cannoni. Naturalmente espresso in modo un po' ingenuo questo programma, però è il programma della radice etica che è alla base dell'architettura moderna, ed è questa che andrebbe riscoperta e rimessa in luce, e credo che molti giovani sentono questo problema, sentono il problema della natura, dell'ecologia, della necessità appunto di impegnarsi non soltanto nel fare delle opere d'arte, ma nel migliorare la vita degli uomini, cosa che attraverso l'architettura è realmente possibile. Nella sua lunga carriera, l'opera che la meglio rappresenta, che ha piacere ricordare? Ma diciamo un'opera che mi sta molto a cuore è una chiesa che ho costruito a Salerno tanti anni fa. La più celebre è la Moschea di Roma, che anche è sicuramente un edificio che ha un grande significato culturale, perché segna l'apertura, la tolleranza verso il diverso, quindi ha significato una svolta per la cultura della mia città, e quindi sono ben felice di aver dato il mio lavoro per 20 anni a quest'opera.